Con processo all'articolo 4 si chiude la tappa di Palma di Montechiaro del Festival della Strada degli Scrittori dedicata al Gattopardo e a Tomasi di Lampedusa. La kermesse teatrale portata in scena a Palazzo Ducale da parte dell'associazione Tessere di Coccio ha fatto registrare la presenza di un pubblico numeroso e attento, che non ha mancato di sottolineare con sinceri applausi la performance degli attori, tutti avvocati e magistrati del foro di Agrigento. Per noi è stato un ritorno nella città del Gattopardo, spiega il regista, l'avvocato Gioacchino Lodestro, dato che l'opera venne rappresentata qui per la riapertura del Cineteatro Chiaramonte. Una scelta non casuale, va precisato, ma che anzi sottolinea il rapporto tra Danilo Dolci e Palma di Montechiaro. Posso dire che siamo abbastanza contenti sia per gli apprezzamenti ricevuti che per l'afflusso di pubblico. Un'opera che ricorda il processo subito dall'attivista dei diritti civici, che in quel momento storico specifico assume un valore particolare anche per il dibattito pubblico. Credo, prosegue Lodestro, che portare in scena questa storia ha una grande importanza, perché la vicenda di Danilo Dolci, il protagonista, è quella di un cittadino che ci insegna a lottare per i nostri diritti. Penso che avremmo bisogno ancora oggi tanti Danilo Dolci che guidino il popolo per mano alla conquista di diritti che oggi sembrano sempre più a rischio. E a chiusura dello spettacolo è intervenuto il presidente dell'Associazione Strada degli Scrittori, Felice Cavallaro, che ha evidenziato il valore aggiunto dell'evento in una città come Palma di Montechiaro, con un passato tristemente segnato da gravi fatti di sangue, che guarda al futuro con rinnovata speranza. Credo sia stato molto importante avere in scena magistrati e avvocati a rappresentare il processo a Danilo Dolci, ha spiegato Cavallaro, soprattutto perché dà la misura del richiamo ai temi della legalità e dell'impegno civile, che è la cifra sulla quale abbiamo cercato di costruire il percorso della strada degli scrittori. Una statale 640 che, oltre a toccare i paesi di grandi autori del Novecento, è stata però anche teatro di omicidi dei giudici Rosario Livatino, Antonio Saette e del maresciallo Giuliano Guazzelli. Chiusa la pagina di Palma di Montechiaro, il Festival della Strada degli Scrittori, promosso dal distretto turistico Valle dei Templi e dall'Associazione Strada degli Scrittori e con il patrocinio della Presidenza della Regione Siciliana, continua il suo viaggio e fa ritorno ad Agrigento per la settimana dedicata al 150° anniversario della nascita di Luigi Pirandello.